Eccellenza, che sensazioni hai in vista di questa festa patronale che si sta svolgendo in questi giorni e che sta riscuotendo nella cittadinanza molto successo? Qui a Cannizzaro c'è sempre una grande devozione alla Vergine Santissima e la Vergine Santissima è regina degli Apostoli, è regina e quindi coincide quest'anno, questo giorno con la festa di San Bartolomeo. I genitori sono sempre felici di festeggiare i propri figli e così la Vergine Santissima non è gelosa se oggi celebriamo San Bartolomeo, perché è uno degli apostoli che la Vergine Santissima ama, come ama tutti noi, la ama con sentimento di madre. E quindi sono contento in questa parrocchia dove sono venuto tante volte, dove veniva il ritirato, veniva spesso il cardinale Pappalardo perché qui viveva la sorella, il cognato e i suoi nipoti, e dove qui ha dedicato il suo ministero il caro Salvatore Scuderi, a cui sono legato da sentimenti di affetto perché siamo stati in seminario insieme e anche perché ho avuto l'occasione di stargli vicino in tanti momenti per lui delicato quando eravamo in seminario, aveva avuto qualche difficoltà con la salute e mi ricordo che allora gli stetti molto vicino. Per cui per me è una festa di famiglia e mi piace oggi anche incontrare quei sacerdoti che hanno potuto liberarsi dagli impegni nelle loro parrocchie e che parteciperanno a questa celebrazione.